Questo è un vlog. Ciao signori, come state? Benvenuti a un altro video. Questo video sarà un po' particolare, un po'... Da dove partiamo? Domanda interessante. Vuoi vedere il mio capezzolo? Io faccio vedere il mio capezzolo se vuoi, utente. Vuoi vedere il capezzolo? Ecco il mio capezzolo. Molto bello. Mediterraneo, oserei dire. Questa non è buona, questa non è buona, ma non c'è la sto cazzo in offerta. Bene, qua inizia ufficialmente la mia spesa per la festa del mio compleanno. È la Coop, che prima era panna, che ora è Coop. Non ci piace perché non ha la birra in offerta, perché è bene risparmiare quando si può anche sulla birra in offerta. Quindi adesso andremo, non lo so, andremo. Questa qui. È registrarle, vedi? Eccola. Oh yeah. Bene, finalmente la missione birra è completata. 15 birre basteranno più che altro. Quanti siamo? Però ci sono anche 3 litri di vino. Anche io, basta. Basta. Ok. Controlliamo quanto costa la carne? Vogliamo controllare se ci siamo? Controlliamo. Quelle dirò. A noi ci serve la salsiccia. Stiamo organizzando appunto un barbecue con la carne, però bisogna comprare sta carne e quindi siamo in 14, ci vorranno più o meno 4 kg di salsiccia, che detto così è rischioso. Il macellaio dell'Iperpan voleva uccidermi perché Ho disordinato la salsiccia. gli ho disordinato la salsiccia e ne ho preso tipo 26 pacchi, poi non li ho più comprati perché prima andiamo a vedere se la salsiccia costa meno in un altro market. Questo sì che risparmio. Questo sì cazzo che risparmio. Eurospeed. Trattino per farlo partire. Senti tu quando smettere di registrare? E non mi hai dato il tempo di... Ma sembra una mutanda sporca, quindi prenderemo. Madonna. Un chilozzo anche un po'. Se prendessimo uno di questi, cosa ne pensi? Perfetto. Con la carne siamo. Ci Buddha. Andare questi. Sì, biscotti di Fonmi, sono questi. Come eravamo in dubbio se un pacco solo di biscotti per 14, una teglia di tiramisù da 14 per... Vabbè, ciao. Abbiamo preso 2 pacchi per fare una teglia gigante di tiramisù. Sai che devo aiutarti a illustrare. Che credo che la ripresa sia uscita di male che...
Questo fa già parte della festa, no? Cosa ne Beh, pensi? ci sono io quindi sì. Allora, siamo riusciti a finire questa spesa finalmente per il barbecue del mio compleanno che si terrà domani, 26 giugno. Io sono nato esattamente all'1:30, Che anno? nel 1990, sono vecchio. alla festa. Cosa? La festa sarà il 26 giugno, ma di che anno? Del 2020 ovviamente. Ma che domande sono? No, perché in fondo devono sapere, metti che devono riprendere. Ma c'è la data su YouTube. Va bene così, fa parte della giornata. Arrivederci. Ebbene sì, Anacardu compie 30 anni. Caspita, ogni volta che ci penso rimango sempre sconcertato. Ma voi mi dareste 30 anni? In realtà io mi sento molto giovane di spirito, magari anche all'età di 40-50 anni uno comunque si sente sempre giovane, e che alla fine l'età anagrafica non è quella che conta davvero, ma come ti senti tu è quello che fai alla tua età. Però stiamo già parlando di filosofia e basta con le cose filosofiche. Questo vlog, come avrete di certo intuito dal titolo, vuole raccontare il giorno del mio compleanno. Questo compleanno è stato uno dei compleanni più belli che io abbia mai passato in tutta la mia vita, ed è stato così bello perché ovviamente l'ho passato con delle persone veramente splendide, delle persone super fighe. Sto parlando sia dei miei amici ma anche dei miei colleghi del cinema. In passato ho avuto 2 esperienze di set cinematografico. Ho lavorato in ben 2 film e in tutti e 2 i film ho fatto da tecnico video nel reparto di fotografia e per l'esattezza il video assist. Inaspettatamente abbiamo organizzato questa cena giovedì con tutti i miei colleghi, attori. Sono partite le videochiamate, sono partiti un sacco di abbracci, un sacco di risate, c'era tantissima roba. Devo dire che è stato veramente bello rivederli e rivivere quei ricordi e quel mood, quell'aria che si respira di cinema, no? E poi abbiamo bevuto, abbiamo cazzeggiato, abbiamo ricordato soprattutto il set di Assandira. È stato molto bello rivedere i miei amici cinematografari. Poi ho rimediato anche un bellissimo cappello di paglia, molto stiloso, bellissimo questo cappello, cioè Justin Timberlake, io non ti temo, hai capito? Se vuoi vieni a trovarmi e te ne presto di stile. Aunque tú me has echado en el abandono, Olio? has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sigarette usate prese Con il Covid. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo Sei troppo figa comunque, dai. Minchia. tiene lágrimas negras como mi vida. Non ci credo. Tre anni! Compio 3 anni! Yeah, Guru Anacardu! Porque contigo moriré. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa. 30 anni.
Che poi non me li sento neanche un po' troppo. Niente. Moda. Vedi? Solo slip. Se di più, John, ti fatto le Ay, tú me quieres llevar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo moriré. Contigo me voy, mi santa, te lo repito otra vez. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. E poi l'indomani c'era la cena ufficiale, quella che stavo organizzando da tempo. Where is my mind? Where is my mind? Hey boss. Hey boss, I need to push it, please. Please. Beh, perché non è una vera festa, non è un vero barbecue se non ti metti la camicia rosa con le vele, quella che ho pagato 4 euro al mercatino, e poi il fantastico cappello che mi ha regalato il mio amico costumista Salvatore. Ciao. 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 Ciao Charlie. Ciao vecchietto. Salute. Covid! Abbiamo caricato la spesa in macchina, la carne e tutto il resto. Adesso ci aggingiamo. Accingiamo. non so. Ecco, volevo dire accingiamo. E adesso ci accingiamo ad andare verso casa di Valeria, la nostra amica che ci ospiterà per la festa barbecue party. Inizia l'avventura. Chissà come finirà questa sera. Sono contento, sono molto euforico. Più che altro. Sono veramente euforico. Mind.